Naturalmente è giusto avere un inquadramento generale perché sì, non si può passare, cioè è come passare dalla teoria a un esercizio e quindi diciamo la teoria ormai la si conosce abbastanza bene a livello generale, naturalmente con le singole opinioni perché anche il mondo scientifico non è mai univoco, però insomma ormai certi dati sono consolidati e quindi a carattere generale. Secondo noi, almeno per quello che ci compete, la sfida più importante è passare a livello locale, perché tradurre i principi generali che sono sempre fondamentali, importanti, poi tradurli e portarli a terra, come si dice, farli atterrare non è semplice. Diciamo che forse nel nostro caso Veneto-Triveneto, magari siamo un pochino più agevolati perché eh, per certi aspetti avendo due o tre industrie, centri di ricerca, insomma non è che partiamo da zero, ci sono studi anche scientifici abbastanza importanti anche a livello locale che possono essere punto di partenza. E poi ci sono le tre, effettivamente come è emerso anche dal convegno, c'è l'aspetto chiaramente politico, quindi politico locale, la politica locale abbiamo sentito che la Regione ha fatto, anche magari se non pubblicizzato, però sembra che abbia fatto o stia facendo cose più o meno analoghe a quelle che stanno facendo anche altre regioni. L'aspetto scientifico, sì, insomma, abbiamo la fortuna di avere università anche molto importanti e l'aspetto professionale, cioè la società, ecco, questo è l'elemento forse più importante, non è emerso molto, però in alcuni interventi è emersa questa necessità di trasferire tutta questa complessità e queste tematiche anche molto che si prestano a slogan, ma che poi quando devono atterrare in fatti concreti diventano anche molto impegnativi, molto difficili. E qui c'è l'aspetto della comunicazione, della formazione e anche dell'educazione, nel senso che non è stato detto, però tra uno degli obiettivi che poi si è posta anche quello di comunicare in maniera anche abbastanza capillare nella nostra regione il documento, diciamo.